prima del 3 ottobre c'è un'altra data, quella di oggi, il 26 settembre. Sono state presentate 1.200.000 firme in Cassazione per abrogare questa autonomia differenziata che noi riteniamo sbagliata e pericolosa, che non faccia nemmeno gli interessi dei veneti. L'iter per un referendum abrogativo della legge sull'autonomia dunque continua. Era l'unica strada per fermare il decreto Calderoli, spiega il senatore Martella. Ma anche per aprire nel Paese un dibattito su un modello di autonomia diverso, davvero utile ai cittadini e vicino alle amministrazioni. Una volta depositate le firme, la Corte Costituzionale si dovrà esprimere sull'ammissibilità del referendum. Notizie che abbiamo che si dovrebbe esprimere nei primi mesi del 2025, entro febbraio. Se la Corte Costituzionale si esprimerà positivamente, le firme sono state raccolte e si andrà al referendum nel mese, cioè nella primavera del 2025. Intanto il 3 ottobre il presidente Zaia sarà a Roma per ufficializzare la richiesta al ministro Calderoli di procedere con le 9 materie non LEP per il Veneto. Riguarda le materie non LEP, cioè quelle che non hanno bisogno dei livelli essenziali delle prestazioni. Anche su questo però le regioni delle varie parti d'Italia hanno qualcosa da dire, perché se tu fai LEP e li fai sulla base della spesa storica e non dei fabbisogni reali, rischi di cristallizzare le divisioni, le disuguaglianze territoriali che già esistono.